Siamo con Franco Cenobi, presidente CIAR. Presidente, allora, come è nata l'idea di fare questa serata, questo appuntamento per premiare nomi così importanti del rugby qua in Veneto? C'è un regolamento federale che istituisce queste benemerenze, che sono benemerenze graduate in base all'anzianità, eccetera, e non graduate per ragioni di risultati sportivi. Anche quello, però non, quello che intendiamo privilegiare sono le persone che hanno dato il loro contributo perché il rugby in Italia arrivasse al punto dove è arrivato, bene o male, ma comunque abbiamo fatto un bel passo e quindi sono da premiare oltre gli atleti, dirigenti, giornalisti, gli arbitri, eccetera, anche le persone che hanno, come si dice, contribuito insegnando il campo, portando i ragazzi in giro in maniera disinteressata, perché i soldi non è che 30-40 anni fa giravano, anzi era l'incontro. E quindi questo è lo spirito e quindi diciamo che prima organizzavamo una sola cerimonia in un anno a Roma, Federazione o al CONI. Poi dopo piano piano la torta è aumentata, e i giocatori sono invecchiati, tutti sono rientrati e poi dopo è nata anche un po' di passaparola, di pubblicità, e questi premi sono diventati molto ambiti. Vedo che io a 83 anni, sono 24 anni che faccio queste premiazioni, e quindi ho il polso della situazione in mano. Lo dico anche a Andrea Duodo, che logicamente chi è arrivato dopo ha un'idea diversa, non deve pensare nulla, dice hai fatto un percorso, hai dato al rugby la tua anima, il tuo tempo, l'hai soltanto alla famiglia, le mogli normalmente siete sempre un po' critiche, però abbiamo creato, ognuno nel suo polo, un qualcosa di importante. Vediamo che abbiamo tanti ragazzi piccoli che vengono al rugby e che si levano dalla strada. Io nella mia Prato credo di aver avuto almeno 5.000-6.000 ragazzi e tanti potevano prendere un'altra strada, e invece li trovo tutti ben attrezzati, con affermati anche, molti affermati, e quindi questo è un bel risultato. Indubbiamente, ma come è nato e quali sono gli obiettivi che si pone il CIAR? Il CIAR è un club, che è un club privato che è nato all'ombra della federazione nell'anno 1974, quindi sono 52 anni fa, e che era un po' un circolo ristretto. Ora si cerca di allargarlo, però è sempre più difficile. Però io in questi ultimi periodi, ultimi anni, invece di fare una cerimonia, cerco di farne una in Veneto, una in Lombardia, una in Toscana, una in Sardegna, una in Sicilia, una a Napoli, una a Roma, e andare più vicino alla gente, perché ora abbiamo visto tante persone stasera, era già una giornata calda, però delle volte se uno deve fare 300-400 km per andare a prendere un diploma, dice ma mandatemela a casa. E lo spirito è cambiato, e io spero che anche dopo di me chi verrà continuerà in questa linea e che la federazione ci assista ancora, perché noi facciamo un lavoro per la federazione con il monitoraggio di tutte le domande,
controllare se sono in regola, insomma se hanno queste cose. Poi la federazione, l'ultimo tocco è che ratifica le nostre proposte in base se ci sono delle sanzioni o qualcosa che diciamo nella vita di un atleta possano capitare, se hanno una certa ampiezza. Comunque siamo abbastanza di manica larga, diciamo. C'è gente che ha 1000 giorni di sanzioni e qualcuno fino a 400 si passa, dopo si incomincia ad avere dei problemi e questo ci dispiace perché tante volte ci sono dei personaggi che sono stati importanti nella vita del rugby italiano, nella nazionale eccetera, però sono stati un po' troppo intemperanti.